La storia che ha scritto, che ha composto appunto Stefania, tratta appunto di un coccodrillo che è estremamente goloso, quindi c'è un'attenzione a quello che è anche il significato proprio dell'atteggiamento che si deve avere nei confronti di qualsiasi situazione della vita, quindi l'eccesso alimentare esposto chiaramente in una fiaba e quindi in una maniera importante la distinzione fra favola e fiaba, in questo caso è più una fiaba, oserei dire io, e in cui c'è una sua estremizzazione, una golosità fortissima e quindi un concetto di introiezione del cibo. E qui entriamo in uno, diciamo, dei fattori, al di là della storia per bambini, importanti, il simbolismo del cibo, a mio avviso. Il simbolismo del cibo è molto importante perché rappresenta un po' quello che noi siamo a valori culturali, a valori contestuali. L'introiezione del cibo eccessiva che fa il coccodrillo lo porterà poi, non riveliamo quello che accade come storia, a un suo, perché così è più carino insomma vederla, a un elemento un pochino così di crisi, una crisi chiaramente leggera, non parliamo di un dramma, che lo porterà quindi a un ripensamento. Stefania, la domanda un po', insomma, diciamo un po' così d'uopo, un po' comune, perché un libro per bambini, ma soprattutto che cos'è per te quindi la letteratura per bambini? Mi rivolgo ai bambini perché, come disse la Montessori, sono la parte migliore dell'umanità e quindi rivolgersi ai bambini significa diciamo, curare il nostro futuro, perché sul bambino ci si può lavorare, si può educare, in quanto è meno strutturato rispetto a un adulto. E quindi lavorare ed educare un bambino significa curare il nostro futuro. Ritorniamo a Caramella, che è il principale protagonista di questa storia e della sua trasformazione, perché sempre in riferimento al cibo, che poi il cibo è un mezzo per farci capire tante cose, cioè non è proprio l'essenzialità. Lui sognava i dolci naturalmente, e quindi mangiava dolci, e che di conseguenza era bello grassotto, e di conseguenza poi i dolci che fanno rovinano i denti. E di conseguenza però lui non lo sa queste cose, perché è il coccodrillo e va secondo il suo istinto, che più questa volta nemmeno è il suo istinto, perché i dolci è una cosa un po' fuori, però talmente un giorno passa un tronco e lui ci sta addosso pensando che fosse un bel cioccolato, no? E perde i denti. Quindi già mangiando prima in una maniera si è rovinato i denti. Va bene. Il bello è questo, il concetto, da una cosa negativa si diventa in una cosa positiva, come concetto di resilienza. Quindi lui si dispera naturalmente, tutti ridono, guarda, sto tonto, io sono riso a persi i denti, gli sta bene, non sta bene. Però che cosa succede? Da quel momento in poi la sua vita naturalmente è dovuta cambiare, quindi si è dovuto adattare in mezzo a questa tristezza, infatti lui piange mattina e sera, vorrebbe sparire, però si deve adattare. E come può adattarsi alla vita? Mangiando cose, frutta e verdura. Girotondo colorato, girotondo spensierato, girotondo gioioso e giocoso. Con la testa che ci gira, il sorriso là negli occhi e stringendoci le mani di colori assai diversi. In quel vortice energetico che solo con voi si può creare, un solo diverrà. Un bel bianco come neve, girotondo, con tanti bimbi così veri e così grandi da insegnare a tutti noi, che dall'alto vi guardiamo, che ci vuol poco per giocare e per sognare. Basta solo un girotondo, non abbiamo bisogno d'altro. Quel bimbino piccolino, non lasciamolo andare via, proteggiamolo in un solo scrigno dentro di noi. Ed un giorno, non lontano, lui uscirà per un altro girotondo, colorato e spensierato. E guardando il nostro bimbo, una lacrima uscirà e diremo: com'è bello, com'è sano, non andartene mai via. Bravo!